Se il Molentargius inizia a diventare un parco nel quale prendono forma le prime iniziative di buona gestione ambientale, altri ambienti umidi presentano segni di degrado. Dall'incuria all'inquinamento, dal bracconaggio alla chiusura degli specchi d'acqua, indispensabili per la vita delle specie. Se è vero che gli ambienti costieri rappresentano la grande ricchezza ambientale, economica e paesaggistica della Sardegna, le zone interne non sono da meno. Oggi, attraverso interventi di promozione, si punta alla riqualificazione degli ambienti montani, con lo scopo di favorire la tanto auspicata destagionalizzazione del turismo nell'isola. Nonostante le grandi campagne di deforestazione avviate nell'Ottocento per la produzione di legname, utile soprattutto per la realizzazione di traversine ferroviarie per le linee della penisola, ancora oggi le zone interne della Sardegna conservano superfici boscate di grande fascino. Veri gioielli naturalistici che, attraverso una corretta gestione, sarebbero in grado di rivitalizzare il tessuto economico e sociale dei centri montani, sempre più spopolati, degradati e avulsi dai tradizionali flussi turistici. Per questa ragione, nell'area del Gennargentu si è tentato di istituire un grande parco nazionale, un progetto mai nato a causa della dura opposizione delle comunità locali e di un iter istitutivo poco condiviso. Eppure, i picchi calcarei del Supramonte, le cime innevate del Gennargentu, l'altipiano basaltico della Giara e tanti altri ambienti interni meriterebbero interventi di valorizzazione che possano garantire anche la conservazione della biodiversità, che in questi ambienti assume un valore assoluto. La Giara, coperta da una fitta foresta di sughere piegate dal maestrale, è resa famosa dalla presenza dei cavallini selvatici dagli occhi a mandorla. Un tempo erano tantissimi, ma la popolazione si è ridotta negli ultimi decenni per via dell'introduzione di altre razze equine che ne hanno modificato i tratti somatici caratteristici. Neppure l'acquisto da parte della regione sarda dei capi superstiti è servita a migliorare le condizioni di vita di questi animali, spesso malati e debilitati, anche per via della scarsità di cibo e di acqua, soprattutto nelle stagioni più calde. Basterebbe poco per ridare dignità a questa specie e riqualificare l'intero altipiano, anche mediante l'avvio di attività economiche rispettose dell'ambiente e della ricca biodiversità. Ma quanto incide il processo di degrado da parte delle attività umane nella sopravvivenza delle specie animali selvatiche e nell'equilibrio ottimale della biodiversità nell'isola? Se da un punto di vista strettamente ambientale e forestale è chiaro che la risposta è estremamente negativa, se andiamo a guardare quello che è successo invece dal punto di vista animale e delle popolazioni animali, ci rendiamo conto che per alcune specie addirittura siamo andati incontro ad un incremento, a una situazione, la situazione attuale non ha paragoni con quella che era, non dico 30 anni o 40 anni fa, ma anche agli inizi del secolo del Novecento. Gli esempi più eclatanti ritengo che siano quelli del cervo sardo, ma è stato numeroso dai primi anni del Novecento rispetto alla situazione attuale, lo stesso muflone, che ha tratto grandi vantaggi dall'abbandono dell'uomo della gran parte del Supramonte e buona parte del Gennargentu, per esempio, ma anche specie che si sono insediate in maniera definitiva in Sardegna, come il fenicottero, che ormai è un nidificante regolare nella nostra isola, o la stessa aquila reale, che sta conoscendo una diffusione tale da riportarci davvero molto indietro nel tempo, ma in maniera positiva stavolta. A pochi chilometri da Cagliari, la foresta di Monte Arcosu rappresenta un buon esempio di conservazione della biodiversità. Si tratta di una delle foreste di macchia più estese del bacino del Mediterraneo e habitat del cervo sardo, una specie che negli ultimi anni ha visto crescere sensibilmente la sua popolazione.
Nei 3.600 ettari di foresta acquistati dal WWF Italia, gli esemplari sono passati da circa 100 presenti nel 1985 agli oltre 1.300 attuali. Il fenomeno del bracconaggio, sebbene in maniera inferiore rispetto al passato, continua a rappresentare un'emergenza che si tenta di contrastare soprattutto attraverso la prevenzione, con interventi mirati promossi dal WWF e dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Sardegna. Dell'ambiente e del paesaggio sardo fanno parte anche i resti degli antichi insediamenti umani, popolazioni che in questi territori hanno vissuto traendo dalla natura le uniche fonti di sostentamento: nuraghi, domus deianas, templi megalitici. Persino le montagne, nel loro ventre, custodiscono i resti di antichi templi nuragici. A diverse decine di metri nelle viscere del Monte Arci, con una certa difficoltà, abbiamo raggiunto ciò che rimane di Scala Egresia, un'imponente scalinata di epoca nuragica poco conosciuta e scarsamente documentata. Un luogo angusto ma affascinante al tempo stesso, che lascia immaginare l'abilità degli antichi abitatori della Sardegna nella realizzazione di opere complesse. La valorizzazione di questi luoghi, unitamente a quella degli ambienti naturali che li ospitano, offrono varie opportunità per la creazione di itinerari naturalistici, storici e culturali, capaci di innescare nuove forme di sviluppo per le zone interne e di conservare integro un patrimonio di grande valore. L'uso del cavallo per visitare questi ambienti è sempre più diffuso in Sardegna, sia lungo le zone costiere che in quelle interne. Spostarsi col cavallo è bello perché consente di ammirare sfumature dei luoghi e dei paesaggi che diversamente non sarebbe possibile apprezzare. Le foreste, le campagne, le colline e le montagne più alte presentano le caratteristiche ideali per lunghe passeggiate a cavallo, tant'è che la Sardegna rientra in un grande progetto che prende il nome di Ippovie Mediterranee, un modo diverso per conoscere l'isola e che ormai conta un numero sempre più elevato di appassionati, sia locali che provenienti da altri paesi d'Europa. Il cavallo può rivelarsi utile anche per scoprire le aree dell'isola, come il Sulcis Iglesiente, che hanno visto, in periodi relativamente recenti, lo sviluppo di una consistente attività mineraria. Oggi questo grande patrimonio sta per essere convertito in una sorta di museo della civiltà mineraria sarda, attraverso l'istituzione del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna. Un intervento di valorizzazione molto articolato che coinvolge 8 aree dell'isola per ben 3.500 km², nelle quali per diverso tempo si sono svolte attività estrattive. L'attività mineraria ha modellato il paesaggio e insieme l'antica cultura delle popolazioni del luogo, creando un ambiente in cui il fascino della storia accompagna il visitatore tra le splendide testimonianze di archeologia industriale, in mondi sotterranei e a contatto con la magnifica natura sarda. Nel 2007 al parco viene confermato il suo valore internazionale con l'inserimento nella rete europea e globale Geoparks dell'UNESCO. Il parco geominerario è stato concepito un po' come un sogno collettivo, nel senso che è stato voluto da tantissime persone, dagli enti locali, dalle associazioni, e quindi ha ottenuto un consenso generale perché il suo scopo principale è quello di conservare e valorizzare la memoria di una grande epopea che è quella mineraria della Sardegna, che è durata 8.000 anni in Sardegna. E quindi questa grande memoria che ha lasciato testimonianze di archeologia industriale, quindi di carattere materiale, come tutte le vicende che
che si trascinano le grandi vicende sociali, insomma, e quindi il parco è tutto questo, è il ricordo di una grande epopea che dobbiamo conservare perché l'attività mineraria in Sardegna, come l'attività agropastorale, fanno parte dell'identità della Sardegna e dunque fanno parte di un'identità di popolo che deve essere conservata e, se opportunamente valorizzata, può diventare vettore di sviluppo culturale, sociale ed economico, così come è avvenuto e sta avvenendo in tutti gli altri grandi bacini minerari europei che dopo la conclusione della loro vita economica sono stati appunto tutelati e valorizzati in questo modo. Ma anche per il parco geominerario i problemi non mancano e a distanza di oltre 10 anni dalla sua istituzione, questa realtà rischia di naufragare per ritardi burocratici e mancanza di interesse da parte delle istituzioni, deludendo in tal modo il sogno e le aspettative di sviluppo attese dalle comunità locali. In 10 anni, nonostante si disponesse delle risorse finanziarie, non si è riusciti a mettere in atto tutte quelle azioni positive che il parco comportava. Le difficoltà si sono viste sin dall'inizio per la farraginosità delle procedure organizzative inserite nello statuto, per la pletoricità degli organismi di governo di questo parco. Era stata approvata questa riforma, tuttavia la Regione e il governo, che dovevano firmare l'intesa per attuare questa proposta di riforma, finora non hanno avuto il tempo, non hanno trovato il tempo per approvare questa riforma, creando una fortissima delusione. Malgrado le problematiche ambientali rallentino i processi di recupero, tutela e valorizzazione del grande patrimonio naturalistico e della ricca biodiversità, l'isola può contare su una crescente sensibilizzazione della comunità sarda. E solo se aumenterà la percezione sulla necessità di preservare l'ambiente, unitamente alla storia, alla cultura e alle tradizioni, si potrà garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo per quest'isola magica.